Si chiama Enrico Oliva, ha 13 anni, è agrigentino e canta da quando ne aveva 4 e ha realizzato dopo anni di studio e mostrando indubbio talento il suo sogno, partecipare ad una nuova edizione di Io Canto Generation 2024. Il talent, condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e dedicato a giovani cantanti che si sfidano riuniti in squadre in una serrata competizione musicale. Lo ha fatto mercoledì 9 settembre insieme a ben 24 ragazzi dai 10 ai 15 anni che sono stati suddivisi in 6 squadre che si sono affrontate per una nuova e imperdibile sfida canora all'insegna delle emozioni. Ed emozionante è stata la performance del tredicenne Enrico, frequentante la terza media di indirizzo musicale presso l'Istituto Castagnolo di Agrigento, allievo della scuola di canto Arcadia sotto la direzione di Angela Vaniglia e voce dell'orchestra giovanile e territoriale Moderno Music Orchestra, impegnata in vari eventi indirizzati al sociale. Le squadre sono state capitanate da eccellenze della musica italiana e precisamente da Lola Pons, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Ascuccia e Benedetta Caretta. Enrico si è esibito nella squadra di Fausto Leali in un duetto con il noto cantante che li ha visti impegnati nella canzone Lost Control, vincendo la singola sfida e ricevendo apprezzamenti da parte della giuria composta da Claudio Amendola, Michelle Hansinger, Fabio Rovazzi, Orietta Berti Vazzanicchi. Rivedremo Enrico nella puntata di mercoledì prossimo, ancora pronto a superare altre sfide e a coinvolgerci sia con la sua voce che per la sua presenza che onora Agrigento.